Ciao, come stai? Bene, bene, grazie. Allora, lo Zammu, Sì. com'è? Dici una cosa, dici un po'. Familiare. Molto familiare? Molto familiare. Anche i prezzi? Sì, quelli sono standard, normali per studenti e per tutte le tasche. Perfetto. Andiamo a fare un giro. Vai. Naturalmente ora cerchiamo la mia collaboratrice Rosalba. Ci avrei un amico invece, Ah, perché un collaboratore dello Zammu Sì. che vorrebbe essere intervistato da noi. Ah, sì? Certo. Andiamolo a È trovare, là, dai. è lui, vieni qui. Allora, vieni. Vieni qui. Amici del sabato sera del popolo della notte, siamo qui con un nostro collaboratore dello Zammu. Allora, parlaci di questo locale caratteristico qua di Palermo. Questo locale, vabbè, io sono di parte comunque. Devi essere Allora vi posso dire che dal punto di vista lavorativo è facile lavorare allo Zammu perché si lavora con i migliori prodotti, quindi risulto bravo. La gente mi fa i complimenti grazie allo Zammu. Questo lo posso. Questo locale da che gente è frequentata? Bellissima gente. Sì. Diciamo che questa è una caratteristica fondamentale. Io mi trovo benissimo proprio per questo, perché comunque con i ragazzi ci puoi parlare. Ma sei single? Io no. Sei fidanzato? Sì, felicemente. Da tempo? Hai detto Sì, già sono 2 anni. di che anni? Dario. Allora Dario, ascolta un'altra cosa. La fascia di età La fascia d'età allo delle Zammu persone che frequentano lo Zammu. 25 e su. 25 e oltre. Va bene. Ma comunque alla fine la fascia d'età vengono un po' tutti, anche i ragazzi. Insomma, lo Zammu è per Dai tutti. ragazzi a finire dalla gente più matura. Sì, sì, lo Zammu è per tutti. Va bene, Le porte Dario. sono aperte, venite. Ti ringrazio Dario e buon lavoro allora. Grazie, grazie a voi. Non poteva mancare naturalmente la nostra collaboratrice Rosalba che questa sera farà delle interviste. Ciao a tutti! Ciao. Allora Rosalba, questa sera a me mi servi per fare delle interviste. Io vorrei che tu andassi in qualche ragazzo o qualche ragazza, insomma, vedi tu e gli fai le domande per quanto riguarda l'amore. Se è un cuore solitario, che cosa ne pensa dell'amore, come dovrebbe essere il suo tipo di uomo o di donna ideale. E dov'è il punto G? Va bene? Allora ti cedo il microfono, va bene? E veniamo con te, dai. Dream to stop the rain. Dream now the rising sun. To heal the pain. Dream to escape the game. Dream the night that brings me alive. Ciao! Come ti chiami? Marica, Vieni spesso a divertirti qua allo Zammu? sono amica di Mimmo. Sei single? Come? No. Sei single? Wow. Come ti chiami? Gaia? Sei single? No. Quindi hai già trovato la tua anima gemella? Ciao! Ciao, Come ti chiami? Roberto. Vieni sempre qui a divertirti? Ma veramente è la prima sera che vengo. Raccontami tutto di te.
No, veramente è la prima sera che vengo in questo posto, però so che è aperto da poco, quindi... Bello, eh? Hai, Parlo. hai già trovato la tua anima gemella? No, ancora no, purtroppo. Alberto, è tutto tuo. Alberto, stiamo arrivando! Andiamo? Andiamo. Vieni! Andiamo. Alberto! Scusaci, Siamo? Sì, che c'è? Abbiamo trovato un cuore solitario. Ah, un cuore solitario. Ah, ciao. Ciao, Come ti chiami? sono Roberto, Roberto. Quanti anni c'hai, Roberto? ho 21 anni, Di dove sei? di Palermo. Di Palermo originale. Oh, sì, Allora, Palermo. stavano dicendo ragazzi che tu sei in cerca dell'anima gemella, giusto? Speriamo. Della ragazza ideale. Se è possibile, sì. Perfetto, allora hai incontrato il tipo giusto. Allora ascoltami Roberto, a che tipo di donna ci dobbiamo rivolgere noi? Sicuramente è una donna intelligente che Sì. possa stimolare. La prima cosa che sicuramente guardi in una donna? Che cos'è? i capelli e gli occhi. Non dire fesserie! Non dire fesserie! Di la Vabbè, verità! a parte. Ma dai, Roberto è sincero. Ah, dai. vabbè, ok, è timido, Allora, dai. Sì. Perciò, quindi guardi l'aspetto fisico. Sì, guardo l'aspetto il primo fisico. impatto. Mhm, Dopodiché, naturalmente, il carattere, giusto? Molto, mi deve colpire molto, soprattutto il suo lato scherzoso e ironico, in un certo senso. L'età. Da che età dovrebbe partire questa donna per andare a finire? Beh, dai 18 ai 21, visto che io ho Dai 18 anni. anche Dovrebbe essere 22. di Palermo oppure nelle zone limitrofe va bene? Anche Palermo e zone limitrofe, fino a quando rimaniamo in provincia ce la facciamo, Che sì. gusti hai per quanto riguarda donne? Cioè ti piace la donna, la classica donna romantica oppure vuoi una donna sportiva, non so, trasgressiva? Io cercherei una donna romantica perché il romanticismo è un lato, diciamo, che a me viene difficile tirarlo fuori, quindi Sì. se io trovo accanto una persona romantica magari io mi pongo anche in un atteggiamento molto romantico, riesco a tirare fuori il mio romanticismo. Cioè, ti piacciono le bionde o le brune? Le bionde. Lei bionde, Ovviamente, sì. con gli occhi chiari. Sì, Naturalmente. bionda, occhi azzurri sarebbe perfetta, L'ideale, il ecco, top. sicuramente. Vabbè Roberto, parlaci un po' di te, che tipo sei? Ma io sono un tipo apparentemente timido, però se mi lasciate il mio spazio, se mi lasciate il mio tempo, comunque potrei anche dimostrare come sono in fondo e poi divento tutto l'opposto. Ecco, potrei sembrare in un modo, ma in realtà sono tutto l'opposto. Di non fermarsi sicuramente al primo aspetto, al primo impatto, se posso dire una cosa. Va bene, allora Roberto, noi stiamo facendo un appello qua su Strano Amore Siciliano per tutte le donne che ti vogliono conoscere, possono farlo tramite il nostro sito www.stranoamore.siciliano oppure chiamando la nostra redazione. Sì. Noi naturalmente per le ragazze che ci chiameranno daremo il tuo numero. Tu sei d'accordo? Sì, sono Perfetto. d'accordo. Sei convinto, pienamente convinto, vuoi partecipare alla nostra Convintissimo. trasmissione? L'importante è Sì. questo. Va bene, sono convinto. Allora, in questo momento ci sono le ragazze che ti stanno guardando e stanno decidendo se chiamare e presentarsi oppure no. Vuoi dare un messaggio particolare guardando la telecamera? Vai. Dico ragazze, chiamate, io sicuramente cercherò di pormi nel migliore dei modi, di cercare di farmi conoscere al meglio rispetto a voi, questo. Perfetto, bellissimo messaggio. Allora ragazze, chiamate Roberto, 21 anni, di Palermo. Questo è tutto, a dopo. Oh yeah!